500 euro per procedere alla pubblicazione legale dell'avvio della nuova gara per la costruzione del nuovo edificio scolastico comunale di Campolongo. In data 3 maggio lo stesso 2.000 euro per dare incarico all'ufficio tecnico di procedere alla redazione di una perizia tecnica di stima per determinare il valore presunto più probabile valore di mercato per un'eventuale asta pubblica dell'alienazione delle attuali scuole elementari e del nuovo edificio comunale, sempre per il finanziamento della realizzazione della nuova scuola elementare. Mentre con la nuova amministrazione, in data 7 giugno, abbiamo dovuto prelevare urgentemente 14.000 euro per individuare il capitolo delle assicurazioni a responsabilità civile verso terzi del comune, in quanto la stipula del contratto assicurativo che noi avevamo con la compagnia Assitalia, dico non dico la spiegazione perché è una cosa a cui il comune è dovuto, ha l'obbligo di assicurarsi verso le responsabilità civile verso terzi. Abbiamo ricevuto in data 6 giugno la risoluzione unilaterale da parte della compagnia assicurativa, che era appunto Assitalia, e in quanto non siamo più stati ritenuti idonei per essere assicurati, in quanto categorizzati come comune altamente sinistroso. Quindi capite che abbiamo dovuto provvedere immediatamente a fare una ricerca attraverso il broker comunale di un'altra compagnia assicurative in grado di quotarci. Questo è stato fatto e di tutte le compagnie assicurative interpellate, le uniche 2 interessate a quotarci hanno più che raddoppiato il premio assicurativo semestrale della polizza, dato altresì che noi non possiamo, non ha l'obbligo di stipulare, come dicevo prima, con una compagnia assicurativa una copertura per qualsiasi tipo di sinistro che può capitare a un cittadino, abbiamo dovuto far fronte alla maggiore spesa assicurandoci quegli stessi massimali e con la stessa cartella frontale, quindi abbiamo dovuto prelevare 14.000 euro dal fondo di riserva. Ci sono interventi? Consigliere Gastaldi? Sì, ecco, qualche perplessità su questi prelievi, nel senso che può essere capibile, insomma, quello ultimo fatto da questa amministrazione per quanto riguarda la situazione, non si poteva fare altrimenti, e riteniamo sia effettivamente un fattore di emergenza. Per quanto riguarda gli altri prelievi, soprattutto quelli del 19 aprile e del 3 maggio, di 3.500 e di 2.000 euro, in sostanza la pubblicazione del bando per la scuola di Campolongo e l'incarico per valutare la stessa area, non capiamo come, se era l'idea di costruire o di iniziare a dare via lo bando di questa scuola, intanto questi 2 capitoli di spesa non sono stati messi in bilancio e soprattutto quello che è un po' paradossale, non capiamo, non è che lo capiamo fin troppo bene, dove c'era questa urgenza ad aprile a maggio di attuare per forza a tutti i costi questo bando di là, insomma, ecco. Quindi voglio dire, attualmente ci stiamo a un colpo di una precedente amministrazione che adesso ha portato ad avere ai cittadini di Campolongo Maggiore 5.500 euro in meno nel fondo di riserva, è una cosa che penso sia bene dire. Al momento nel fondo di riserva ad oggi disponibili ci sono 2.000 euro che dobbiamo far passare a quanto pare a fine di quest'anno, quindi penso non sia stata una cosa
ideare una procedura concorda alla pubblicazione della stessa su quotidiani di interesse nazionale, si tutta una procedura insomma, che è definita per legge a seconda dell'importo messo a gara, dell'entità dell'opera che deve realizzarsi. Quindi, in ogni caso, quelle risorse dovrebbero essere state impegnate o previste o prelevate dal fondo di riserva, ma i cittadini di Campolongo in ogni caso dovrebbero avere spese. Sul discorso dell'opportunità o meno non entro in merito perché comunque è stata presa una decisione, è stata portata avanti e quindi in quel momento coprire quella spesa è un'urgenza. Non ci sono altri interventi. Questa è una comunicazione, non si prevede nessuna votazione da parte del Consiglio. Quindi passiamo al punto numero 5. Variazione al bilancio di previsione del 2011, modifica la variazione previsionale programmata per 2011-2013 e aggiornamento del patto di stabilità ai sensi del DPCM 23 marzo 2011. Allora, qui si tratta di mettere in votazione una variazione del bilancio che come aspetti più importanti anche sul piano politico che venivano anche accennati dagli interventi precedenti in merito al federalismo fiscale eccetera, riguarda innanzitutto una modifica dell'accertamento di entrata, non più come da bilancio ordinario che veniva fatto attraverso il fondo ordinario perequativo consolidato, il contributo che lo Stato dà su ICI prima casa eccetera, ma queste entrate vengono accertate in due voci diverse del titolo primo. Il primo è la partecipazione IVA e il secondo è il fondo di equilibrio. In sostanza, poi darò la parola all'assessore al bilancio che ce lo spiega chiaramente nel dettaglio questa cosa. Nella sostanza, allo stato attuale non si va a prevedere un'entrata maggiore, ma si va a prevedere un'entrata che dovrebbe equiparare le entrate precedenti da questi fondi che vi ho detto prima. Anzi, mi sembra che addirittura ci sia previsto un'entrata, una riduzione rispetto a quelle che erano confermate da questi fondi. E questo per quanto riguarda la parte di entrata. La parte di spesa va a coprire una serie di voci che in fase di bilancio di previsione erano state sottostimate e altre che si sono rese disponibili da coprire, visto anche comunque l'attività amministrativa standard avanti e quindi bisogna sostenere insomma. Nello specifico passerei la parola all'assessore al bilancio. Sì, come ha detto giustamente il sindaco, la proposta di variazione che facciamo è in sostanza un atto dovuto perché con il decreto legislativo sul federalismo municipale è obbligo per gli enti locali fare istituzione di questi due nuovi capitoli denominati in titolo primo e in titolo secondo, denominati con partecipazione IVA e fondo sperimentale di equilibrio, che andranno poi nel corso degli anni ad essere autonomi per quanto riguarda il finanziamento degli enti locali, quindi è un fondo sperimentale. In questi due nuovi capitoli sostanzialmente noi storniamo quelli che sono tutti gli stanziamenti statali ordinari previsti sugli attuali capitoli dei fondi appunto con partecipazione statale, cioè l'ordinario, il perequativo, il consolidato, la compensazione dell'ICI prima casa e la compensazione IRPEF. Quindi noi storniamo in sostanza 1.600.000 euro dal titolo secondo e istituendo questi due nuovi capitoli nel titolo primo, applicando anche la riduzione massima prevista in fase di accertamento proprio dal decreto legge, che è il massimo
che per noi significa 4.500 euro. Non sappiamo attualmente da qui a fine anno se saranno stornati tutti gli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione oppure se verrà riportato il massimo che la legge dice sarà al massimo 0,28. In fase di appunto storno prevediamo la riduzione massima, quindi togliamo questi 4.500 euro di riduzione massima. E in fase poi di variazione abbiamo cercato delle maggiori entrate per circa 40.000 euro, sostanzialmente derivate da un contributo della Regione per gli anni pregressi e da un recupero di una retta da una persona assistita e da un rimborso di una sentenza legale a favore dell'ente, e con queste risorse andiamo appunto a individuare alcuni capitoli di spesa che si erano verificati insufficienti rispetto al fabbisogno, e in particolare mi riferisco a alcuni interventi di manutenzione del patrimonio comunale e alcuni capitoli di contributi sempre per attività scolastiche, educazione libraria, eccetera, e alcuni capitoli del settore sociale. Invece, per quanto riguarda i capitoli con entrata vincolata e spese in conto capitale, abbiamo registrato una maggiore entrata dall'alienazione di un lotto PIB e abbiamo registrato 35.000 euro di maggiore entrata prevista, e con queste andiamo a individuare alcuni capitoli dell'ufficio tecnico, in particolare per gli interventi straordinari non previsti di manutenzione di cimiteri, in quanto il Comune ha subito negli ultimi mesi vari frutti della copertura dei loculi in particolare cimitero di Empoli. E poi andiamo a individuare il capitolo per l'acquisto di un elevatore cimiteriale per l'accumulazione e altri capitoli di manutenzione sempre straordinaria del patrimonio comunale. Alla proposta di variazione è inoltre allegata la presa d'atto della riformulazione dell'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. Come sapete, avete letto appunto dai quotidiani, a seguito delle richieste che sono state espresse dalle regioni e dagli enti locali per un alleggerimento dell'obiettivo del saldo di rispetto del patto di stabilità, che come sapete per quest'anno il Comune di Campolongo è positivo, cioè maggiori entrate per 428.000 euro rispetto alle spese. In sede di conferenza Stato-Città del febbraio del 2011 il Ministero ha stanziato 480.000